umani, sanno imitare, navigare su internet, accudirci. Gli scienziati coniano un nuovo termine, roboetica. Buonasera dal TG1. I robot diventano sempre più simili agli uomini e sono gli stessi scienziati a dire che serve una regolamentazione per questi meccanismi troppo umani e coniano il termine di roboetica. Manuela Lucchini. Buona Caterina. Caterina. Alberto Sordi si innamora di Caterina, la sua cameriera robot. Un film, è vero, ma che presto potrebbe diventare realtà. I robot sono sempre più simili agli uomini, guardate questa donna. Fra 10-20 anni forse ne avremo tutti uno dentro casa. Quelli di oggi sono già in grado di interagire con internet e rispondere alle nostre più svariate domande, di cucinare. Di cos'altro sono capaci? Ma un robot può apprendere quelli che sono i comportamenti umani. Se l'essere umano mangia, il robot può apprendere come mangiare. Se l'essere umano salta, il robot può imparare a saltare. Ha questa capacità di autoapprendimento che lo porta a imitare quelle che sono le funzioni dell'uomo. Di fronte a tanto, gli stessi esperti hanno coniato un nuovo termine, roboetica. Un giorno questi umanoidi potrebbero prenderci la mano, potrebbero essere scambiati dalle persone sole per veri familiari e amati. Pensate a un anziano abbandonato, meglio la solitudine o a un robot che lo accudisca? Metterete dei limiti alla robotica? Ma più che mettere limiti si tratterà di tenere conto di quali sono i problemi. Cioè, in fondo esistono i limiti di velocità per le autovetture, esistono normative per la sicurezza di tutte le apparecchiature che abbiamo in casa, non vedo perché la robotica non dovrebbe prevedere uno studio approfondito di tutte le conseguenze. Evitare la distorsione della realtà e soprattutto evitare la confusione tra ciò che è reale e ciò che è artificiale. Ma saremo davvero in grado di riuscirci?